Vicepresidente Forcolin, questa sera la Regione Veneto si mostra vicina anche a un territorio magari meno conosciuto ma dalle grandissime potenzialità, sicuramente dal punto di vista artistico, la storia del Canova, Possagno ma anche Cavaso del Tomba. In questo caso però noi siamo vicini alle imprese per ascoltarle, per capire le loro esigenze, soprattutto dopo l'emergenza coronavirus. Beh, è una situazione assolutamente un'occasione importante da parte della Regione, quindi con la collega Silvia Rizzotto, insomma, che mi ha chiesto di poter partecipare per ascoltare, per capire e anche, perché no, mettere comunque a conoscenza il nostro mondo economico, il mondo dell'impresa, di quelle che sono ovviamente le strategie regionali, quindi anche le possibili fruizioni coi bandi e con tutta l'attività che assieme appunto al collega Marcato, ma perché no, assieme al collega Caner per quanto riguarda la promozione turistica, la valorizzazione di questi bellissimi territori, insomma, possiamo mettere in campo. Quindi sono diverse le strategie e quindi oggi veniamo per ascoltare ma anche per dire e mettere a conoscenza appunto il mondo imprenditoriale economico di quelli che sono appunto gli spazi di manovra entro i quali possono avere anche delle soddisfazioni. Noi cerchiamo appunto di dirottare, di portare la nave laddove è utile, laddove è necessario, specialmente in questo periodo che è assolutamente straordinario, ma abbiamo visto che insomma il mondo dell'impresa ci dà grandi insegnamenti, basta stare al loro fianco e mettere in piedi quegli strumenti utili e necessari per uscire il prima possibile da questo momento difficile. L'emergenza vera che adesso affrontiamo come Regione del Veneto è proprio quella economica, quindi tante aziende che hanno avuto grosse difficoltà in questi mesi, nonostante alcune invece abbiano potuto continuare la propria attività, è importante che noi le sentiamo anche vicine direttamente, perché sono occasioni di incontro e confronto, capire i vari problemi e capire anche come la Regione del Veneto possa intervenire. È evidente che come Regione del Veneto non è che abbiamo moltissime risorse a disposizione, ma questo è dovuto anche a due fattori fondamentali. Il primo è quello che da diversi anni noi siamo una regione tax free, quindi non applichiamo nessun tipo di aliquota IRPEF addizionale e quindi lasciamo nelle tasche dei veneti realmente ogni anno più di 1 miliardo e 170 milioni di euro circa. Quindi sono risorse che sono rimaste nel territorio. Se avessimo avuto questo tipo di risorse, come siamo l'unica regione così tax free, se avessimo avuto questo tipo di risorse che hanno avuto altre regioni avremmo potuto dare ulteriori aiuti. Il secondo aspetto invece è quello dei fondi europei che in altre regioni hanno potuto dirottare, diciamo, o riconvertire per aiutare questa emergenza post-Covid, e per quanto riguarda il Veneto in realtà noi questi fondi li abbiamo sempre utilizzati integralmente, addirittura andando anche in overbooking, cioè avendo più domande rispetto a quelli che sono i fondi, perché noi rispetto ad altre regioni i bandi li abbiamo sempre fatti e la risposta dei nostri imprenditori è sempre stata importante. Nonostante questo, nel nostro misero bilancio, se vogliamo definirlo così, abbiamo recuperato delle risorse e adesso stiamo un po' affrontando nel territorio quelle che sono le emergenze per cercare di dare degli aiuti. Sindaco Rugolo, questa sera la vostra amministrazione, anche quella di Possagno, si mettono in ascolto delle imprese del territorio dopo un periodo davvero difficile per tutti. Ecco, come accompagnerete i vari imprenditori e le aziende della zona in un percorso di rinascita, si spera? Allora, il ragionamento è stato questo. Corrono dei brutti periodi, mala tempora currunt, dicevano gli antichi. E però c'è anche un altro pensiero che gli imprenditori conoscono molto bene, che ogni momento è quello buono. E allora bisogna aiutare gli imprenditori per vedere quali opportunità ci sono e quale migliore occasione se non mettere in contatto la regione con gli imprenditori e favorire questo dialogo che noi speriamo sia fruttifero. Sindaco Favero, importante questa sinergia fra i comuni di Cavaso del Tomba e Possagno per stare ancora una volta vicini alle imprese del territorio in una forma di ascolto totale anche in questo caso. Sì, certo, è importantissimo essere assieme, fare squadra, fare territorio, proprio per stare vicini alle nostre imprese, perché secondo me la cosa principale in questo momento per essere vicini anche ai cittadini è essere prima vicini alle imprese, perché se siamo vicini alle imprese creiamo posti di lavoro, creiamo possibilità di sviluppo per i nostri territori e questa è la cosa fondamentale per tutti in questo momento difficile.